squadra dopo la conquista della finale di Champions. Cori e applausi per tutti, ma soprattutto per Mourinho. Sentiamo Monica Vanali. L'appello di Mourinho era partito dal Camp Nou alle 23:30 e da quel momento una massa di tifosi interisti si sono mossi verso Malpensa per attendere i loro eroi. Circa 6.000 persone hanno invaso l'androne degli arrivi al Terminal 1. Cori, striscioni, un'attesa che è durata circa 3 ore e mezza, fino a quando il charter è atterrato sulla pista, accolto dalle bandiere nerazzurre degli addetti allo scalo. Dentro l'aereo l'inno dell'Inter a tutto volume, messo dal comandante sia al decollo che all'atterraggio. 1 ora e mezza di volo, poi il delirio. A 1-1 e con molta difficoltà sono sfilati i giocatori, osannati da una folla letteralmente impazzita. Cori per tutti, tranne però che per Balotelli, che in aereo comunque aveva partecipato alla gioia dei compagni. Il problema è che non si è ancora completamente ricucito il rapporto con la tifoseria e infatti qualche fischio insulto è volato. Questione di pochi minuti, perché poi dalla porta è uscito lui, José Mourinho, e i tifosi non hanno capito più nulla. Pazzi di Mu urlavano e tutti cercavano di toccarlo, assalito da migliaia di mani che volevano abbracciarlo. A fatica gli addetti alla sicurezza sono riusciti a far entrare squadre e staff nel pullman, che poi li ha riportati ad Appiano Gentile. Da ieri sera il pensiero dei tifosi nerazzurri è solo uno: andare a Madrid. Proprio questa mattina, nella città spagnola, si è riunita l'UEFA assieme ai rappresentanti dell'Inter e del Bayern Monaco per decidere i canali di vendita dei biglietti. 25.000 quelli per i tifosi nerazzurri e naturalmente dalle prime ore di questa mattina i furbetti si sono messi già all'opera, vendendo via internet tagliandi a partire da 1.400 euro.